Colleghi, ricominciamo il nostro lavoro al convegno. Oggi prima con due relazioni e poi dopo la pausa con altre due che vanno sulle comunità etnico-religiose. Il primo a parlare sarà Thierry Ganchou di Collège de France, che parlerà sul tema La communauté vénitienne de Constantinople à l'épreuve de la chute de la cité impériale 1453 à la lumière de nouveaux documents. Grazie. Vi prego di scusarmi perché farò finalmente la mia comunicazione in francese, ma comunque il francese è ancora una lingua internazionale. La nouvelle de la chute de Constantinople, conquise par le sultan Mehmed II le 29 mai 1453, est parvenue à Venise le jour de la fête de Saint-Pierre, le jeudi 29 juin, alors que siégeait au palais ducal le Grand Conseil. Les chroniques vénitiennes, celles de Zorzi Dolfin et de Stefano Magno, en ont rapporté les circonstances. Lorsque le bateau, en provenance de Corfou, qui apportait la nouvelle, fut aperçu arrivant dans le bacino di San Marco, tous les patriciens se précipitèrent aux fenêtres et aux balcons dans l'espoir d'avoir des informations sur le siège de Constantinople, sur le sort des galées vénitiennes de Roumanie et surtout sur celui des parents proches qu'ils avaient là-bas. La lettre que convoyait le bateau fut immédiatement remise à la Signoria, qui fit immédiatement une proclamation à l'Assemblée des sénateurs annonçant la catastrophe qui était survenue sur le Bosphore. Le scrutin pour les offices fut suspendu et tous les patriciens, je cite Dolphine, se mirent à pleurer, à se tordre les mains, à se battre la poitrine et à s'arracher les cheveux. Les uns pleuraient leur père, d'autres leur fils, d'autres leurs frères, et d'autres encore leurs biens perdus. Au milieu du tumulte, la signoria réclama le silence et l'un des secrétaires du Conseil des 10 fit à l'Assemblée la lecture du texte entier de la lettre, ce qui ne manqua pas de provoquer une nouvelle séance de cris et de larmes. Mais aux lamentations se joignaient cette fois de vives récriminations de la part de certains patriciens qui accusaient la signoria et le collegio de négligence, d'avoir sous-estimé le danger turc et de n'avoir que trop tardé à armer la flotte qui devait secourir Constantinople. Dans l'ouvrage de traduction des récits de la chute de Constantinople 1453, paru récemment sous la direction de Vincent Desroches et de Nicolas Vatin, dans lequel je me suis chargé de la traduction et du commentaire de la documentation latine, vous trouverez une lettre écrite au duc d'Este et de Ferrare le lendemain 30 juin par l'un de ses patriciens. Conservée en copie aux archives de Milan, elle n'était pas connue jusqu'ici. En voici un extrait. Al dandose leggere tal nova contenuto in le dite lettere e con molte più crudelitate danno gran pezzo che non scrivo, non gli è rimasto quasi gentiluomo che non strangossassi intera, considerando che pochi gli sono che, ultra il suo avere, dei suoi denari e mercanzie, non li avesse chi figlioli, chi fratelli, chi cugini, chi padre e chi uno e chi un altro suo congiunto. Dicti del consiglio, ad una voce gridando, piangendo e scarzandosi il viso, a Deo che certamente era un peccato ad audire tali sgridi et lamenti. Questo dico alla illustrissima signoria vostra di Visù, perché io mi ritrovai alla porta del dicto consiglio, dove vedeva e aldeva tali lamenti. E mi non dico averne ricevuto dolia, perché la signoria vostra el debbe considerare, avendoli un cognato e due germani cugini, che sono ancora stati assimili tagliata. Io non dico altro, se no è che la brigata si sono vestuti quasi di bruna et altri panni non se vede, ma per le case si fanno i pianti che sono altro modo. Une autre lettre tirée du même dossier milanais et écrite le même jour par le patricien Giovanni Capello présente un contenu à peu près similaire. À ceci près qu'à la fin de sa missive,
Capello révèle un fait inconnu jusqu'ici de l'historiographie. Ora 3 giorni avessimo litera dal bailo et capitani nostri et mercadanti, de di 3 de mazzo, per uno grippo che li spazzo, per le quale li metteva il fatto suo per spazzato, se soccorso non dava presto. Capello nous apprend donc que 3 jours auparavant, soit le 27 juin, étaient arrivées à Venise des lettres envoyées depuis Constantinople par le baile vénitien, soit Girolamo Minotto, par le capitaine des galets de Romanie, ainsi que d'autres qui avaient été écrites par des marchands vénitiens de la communauté. Et il révèle surtout que ces lettres étaient toutes datées du 3 mai précédent. Or, dans son fameux journal du siège de Constantinople, Niccolò Barbaro rapporte à cette même date du 3 mai que, à la demande de l'empereur Constantin XI, inquiet de n'avoir pas de nouvelles de la flotte de secours qui devait venir de Venise, un brigantin en tenue de camouflage était sorti du port de Constantinople en direction du détroit des Dardanelles et de la mer Égée. Mais après avoir longtemps patrouillé dans les eaux de Négropont, ne rencontrant pas la flotte recherchée, le petit bateau s'en était retourné à Constantinople, nous dit encore Barbaro, le 23 mai, pour notifier l'inquiétante nouvelle. L'espoir de voir arriver une flotte de secours vénitienne à temps était vain. Il ne saurait y avoir simple coïncidence de date. Ces lettres angoissées avaient forcément été confiées au petit bateau évoqué par Barbaro, ce qui signifie qu'avant de revenir à Constantinople, son équipage avait trouvé le moyen de les confier à des intermédiaires pour qu'elles arrivent à Venise. Elles y parvinrent donc le 27 juin, tandis qu'à peine 2 jours plus tard, Venise apprenait, on l'a vu, la chute de Constantinople, et 1 mois plus tard encore, celle de l'exécution, sur l'ordre de Mehmed II, du baile, Girolamo Minotto, et d'autres nobles vénitiens. Devenue entre-temps la cible de violentes accusations et récriminations pour son inaction, la Signoria a manifestement pris les mesures efficaces pour interdire toute publicité à ces lettres-là, qui résonnaient comme les ultimes appels au secours d'infortunés citoyens abandonnés à leur sort par la mère patrie. Ces lettres n'ont en effet jamais été retrouvées dans les archives vénitiennes ou milanaises, et il est probable qu'elles ne le seront jamais. À Constantinople, lorsque le 23 mai 1453, l'équipage du petit bateau envoyé aux nouvelles de la flotte revint bredouille dans la capitale assiégée, la sidération et la stupéfaction furent totales au sein de la communauté vénitienne, qui eut alors le sentiment que la métropole l'avait froidement abandonnée à son sort. Le choc fut d'autant plus grand que dès le début du conflit entre Turcs et Byzantins, personne au sein de la colonie vénitienne n'avait douté de l'arrivée prochaine d'une flotte de secours dépêchée par la Sérénissime. La question était seulement de savoir quand celle-ci allait arriver. Venise était en effet considérée partout, et se considérait elle-même, comme copropriétaire avec les Byzantins de Constantinople. Une ville qu'un attachement filial et surtout des intérêts économiques et la présence de sa communauté sur place lui faisaient un devoir de protéger. Le 7 mai 1453 encore, le Sénat vénitien, dans la commission qu'il délivrait finalement, mais trop tard, à Giacomo Loredan, le capitaine général de la flotte envoyé secourir ses concitoyens assiégés, évoquait Constantinople comme une cité que nous estimons et considérons notre. Civitatis Constantinopolis, quam teneus et reputamus esse nostram. De janvier à la fin du mois d'avril 1453, les membres de la communauté vénitienne avaient assisté à l'arrivée ininterrompue de plusieurs navires armés envoyés par Gênes. Les 2 vaisseaux de Giovanni Giustiniani Longo, dès le 26 janvier, jusqu'au lourd bâtiment commandé par Maurizio Cattaneo, venu de Chio le 20 avril. Pas moins de 7 navires génois au total, soit environ 1400 hommes armés, sans compter les munitions et les vivres. C'est d'ailleurs le génois Giustini Longo que l'empereur byzantin avait choisi comme chef suprême de la défense de la ville, une nomination qui avait bien entendu porté ombrage à l'orgueil vénitien,
Aussi l'empereur avait-il eu le souci d'atténuer cette blessure d'amour-propre en nommant en priorité des Vénitiens à la garde des principales portes de la ville. Certes, la Sérénissime n'avait pas abandonné froidement ses concitoyens de la communauté vénitienne à leur triste sort. En février 1453, le Sénat avait voté l'armement d'une flotte de secours, mais comme l'a montré récemment Denis Romano dans sa magistrale biographie du doge Francesco Foscari, le gouvernement vénitien sous-estimait l'urgence du danger qui pesait sur Constantinople et surtout, engagé à l'époque dans une guerre en Lombardie, il était dans l'incapacité d'agir avec efficacité sur 2 fronts simultanément. Si bien qu'il ne se pressa nullement d'envoyer cette flotte de secours en mer. C'est seulement le 7 mai 1453 que le capitaine général de la mer Giacomo Loredan sortit du port de Venise à la tête de 15 galères. Moyennant quoi, lorsque Constantinople tomba, le 29 mai, cette flotte n'avait toujours pas franchi le détroit des Dardanelles et se trouvait encore au large de Nègrepont. Du côté vénitien, la défense de Constantinople fut donc entièrement assurée par les membres de la communauté, ainsi que par les équipages des galets de Romanie de 1452, qui, au lieu de s'en retourner à Venise après leur périple annuel jusqu'à Tana, furent stoppés sur l'ordre de l'empereur byzantin pour soutenir la lutte des assiégés. Depuis des centaines d'années désormais, la communauté vénitienne était installée à Constantinople sur un territoire situé sur la rive de la Corne d'Or, entre la porte du Dronguer, l'actuelle Odun Capese, vous voyez ici, au milieu, et la porte de Perama, l'actuelle Balik Passari Capese, quelques mètres plus loin, en face de la colonie génoise de Pera. Si les sources dont nous disposons ne permettent pas de proposer des données chiffrées quant à la population de cette colonie vénitienne, nous connaissons assez bien désormais la composition et les activités économiques de cette communauté au XVe siècle. Il convient de mentionner en premier lieu le célèbre livre de contes de Giacomo Badoer, qui résida sur place 4 années, entre 1436 et 1440, et qui constitue une mine irremplaçable de renseignements à la fois prosopographiques et économiques. À cette publication, vieille désormais de 60 ans, puisque publiée en 1956, Alexio Sopracasa a ajouté tout récemment, en 2015, la découverte des actes du notaire Giacomo dalla Torre qui couvre les années 1414-1416. Il s'agit d'une contribution importante puisque ce minutier se compose de pas moins de 257 actes notariés. En ce qui me concerne, je travaille actuellement à la publication d'actes inédits d'un nouveau notaire de Constantinople, ceux de Benedetto Desmeridis, qui présentent l'avantage d'être chronologiquement plus proche de 1453. Benedetto Desmeridis a été 2 fois chancelier du bal de Constantinople, et le fait est assez rare pour être souligné. De sa première période d'activité, entre 1437 et 1438, il ne nous reste que 4 parchemins disséminés. En revanche, de sa seconde période d'activité, qui s'étend d'octobre 1444 à novembre 1446, soit 2 années pleines, se sont conservés 203 actes exactement contenus dans 2 minutiers différents, 35 actes dans le premier et 168 actes dans le second. Leur publication est cependant rendue difficile et plus longue que prévu en raison de l'état de conservation très dégradé de ces minutiers. Comme vous pouvez le voir sur ces 2 photographies, celle-ci d'un folio du premier minutier et celle-là d'un folio du second minutier. Cette documentation notariale nouvelle confirme pleinement non seulement la vitalité économique de cette communauté vénitienne, que montrait déjà le livre de contes de Badoer, mais également les relations d'affaires très étroites qui existaient entre les communautés vénitiennes et génoises à Constantinople. Badoer, on le sait, avait lui-même ouvert des comptes chez des banquiers génois de Pera, comme Francesco da Perio et Tommaso Spinola. Les signes d'une solidarité sur les rives du Bosphore entre marchands vénitiens et marchands génois
et tangible, si bien que l'un et l'autre groupe redoutaient les tensions politiques toujours possibles entre les deux républiques, comme ce fut le cas par exemple lors de la guerre vénéto-génoise de 1431-1432. Les intérêts propres des membres de ces deux communautés ne coïncidaient pas forcément toujours avec ceux de leurs métropoles respectives. Ces liens étroits entre Vénitiens de Constantinople et Génois de Péra se traduisaient d'ailleurs par des mariages. Citons ainsi l'union célébrée vers 1410 entre Elena, fille du Vénitien Antonio Contarini, et le riche bourgeois de Péra, Benedetto de Merode. En 1435, Tommaso Busardo donnait sa fille Isabella en mariage au patricien génois Barnaba Centurione, un puissant marchand de la colonie de Péra. Enfin, en 1437, Tommaso Beniventi est dit beau-frère du Pérote Brancaleone Cigala. Lorsque l'on examine de près l'origine géographique et les antécédents familiaux des personnalités les plus importantes de la communauté vénitienne, ceux qui s'y sont installés de manière durable depuis déjà un demi-siècle avec leur famille, il y a un autre enseignement fort intéressant à tirer de cette documentation. La plupart étaient des citoyens vénitiens récents. Tommaso Busardo, que j'ai évoqué, et dont les fils Paolo, Antonio et Troilo se distinguèrent particulièrement lors du siège de 1453, était d'une famille originaire de Crémone. Son père Antonio avait reçu la citoyenneté vénitienne en 1382 seulement, après une installation à Venise de 25 années. La famille d'Aldrovan d'Indezusti, qui périt d'un coup de lance le 29 mai 53, était lui originaire de Bologne, et son père Alberto avait obtenu la citoyenneté vénitienne en 1391, après avoir longtemps séjourné à Modon. Et on pourrait multiplier les exemples. Il ressort également de notre documentation que l'élément majoritaire numériquement au sein de cette communauté vénitienne de Constantinople au XVe siècle n'était pas de toute façon constitué de Vénitiens de métropole. Cet élément était largement majoritairement grec, mais des Grecs venus de Crète, donc toujours sujets de la Sérénissime. Certains d'entre eux ont même réussi, à la veille de 1453, à la faveur de leur réussite économique, à s'insérer dans l'aristocratie byzantine par la voie du mariage. Ainsi des Crétois, Ioannes Torcellos et Nicolaos Polos, connus de la documentation latine comme Ioannes Torcello et Nicolaos Polo, auxquels j'ai déjà consacré une étude. À l'issue de la chute de Constantinople, plusieurs bateaux vénitiens réussirent à s'échapper, mais la plupart des Vénitiens furent faits prisonniers par les Turcs. Conduits enchaînés devant Mehmed II, le bail, Girolamo Minotto et son fils Paolo furent, on l'a dit, décapités, ce qui constituait un véritable affront de la part du vainqueur vis-à-vis de la République, officiellement en paix avec les Ottomans. Le sultan s'en tint cependant là. Il réserva pour son sérail, certes, quelques fils de patriciens vénitiens, tels le jeune Alvise Contarini, dont le sort ultérieur n'est pas clair. Mais il permit finalement aux Vénitiens de se racheter par le biais du versement d'importantes rançons. Niccolò Barbaro, dans son journal, rapporte que le nombre des prisonniers vénitiens se montait à environ 550 personnes, dont une soixantaine de patriciens, dont il donne la liste. Il ajoute que les rançons s'échelonnaient entre 800 et 2000 ducats. Mais Barbaro s'étant embarqué sur les galères qui réussirent à s'enfuir du port de Constantinople le 29 mai, il ne raconte pas comment les choses se passèrent exactement. Et l'on est de manière générale très mal renseigné sur les modalités de ces rachats et surtout sur la façon dont s'est réorganisée la communauté vénitienne au fur et à mesure que ses membres rachetaient leur liberté aux Turcs qui les détenaient. On sait toutefois, notamment par le témoignage de l'humaniste brescian Ubertino Posculo, qui fut du nombre des prisonniers, qu'une fois libérés, les Vénitiens se regroupèrent dans la colonie génoise de Péra, et que c'est là qu'ils reconstituèrent un embryon d'administration. Posculo rapporte par ailleurs que le montant de sa propre rançon fut avancé par le vice-bail des Vénitiens, Battista Gritti. On en a donc conclu qu'après avoir reconstitué peu à peu leur conseil des 12,
les Vénitiens se choisirent comme vice-bail, en attendant l'arrivée de celui que la métropole nommerait éventuellement Battista Gritti. Effectivement, c'est ce que semble confirmer un document bien connu, quoique fort mal édité, en date du 15 mai 1454. Il s'agit d'un sauf-conduit émis à Pera par Battista Gritti, en sa qualité de vice-bail, en faveur de deux Grecs, un Byzantin et un autre qui était en fait un Grec depuis longtemps au service de Mehmed II, que le sultan avait placé à la tête de l'administration de Constantinople à peine conquise, un certain Lascaris Cannabis. Et Battista Gritti de justifier d'ailleurs la délivrance de ce sauf-conduit à ce haut fonctionnaire grec au service ottoman, par le fait que ce Lascaris Cannabis avait porté assistance et traité avec humanité les Vénitiens, specialiter in adversitatibus nostris. Il s'agit là, bien entendu, d'une allusion assez transparente à la période durant laquelle les Vénitiens prisonniers avaient négocié leur rançon. Mais ce document date du mois de mai 1454, donc près d'un an après la chute de Constantinople. C'est beaucoup, et le dossier que j'ai pu constituer à propos d'un des 64 patriciens vénitiens prisonniers montre que la reconstitution de l'administration vénitienne au lendemain de la catastrophe a été plus erratique et plus complexe qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Voici ainsi un autre document, tiré du même fonds d'archives que le précédent, les Duca di Candia, Ducali e Litere Ricevute. L'affaire qu'il contient importe peu ici, mais ce qui importe en revanche, c'est le nom du vice-bail de Constantinople qui a émis ce document, et la date à laquelle il a été émis. Voici un détail de la photographie précédente, ainsi que sa transcription, qui comporte ces deux éléments, la date et le nom. Le document passé à Pera date du 27 août 1453, donc 3 mois à peine après la chute de Constantinople. Et il est de 9 mois antérieur au précédent, qui mettait en scène Battista Gritti. Or, il mentionne cette fois un autre vice-bail, ou vice-consul, ce qui revient au même, un certain Giovanni Loredan. Au-dessous de son nom, on trouve celui d'un conseiller, Niccolo Pisani, et à droite, cette précision les concernant, d'entre les Vénitiens élus par le Conseil des 12 en raison de la mort du seigneur Bail, autrement dit, après l'exécution du Bail Girolamo Minotto, qui était survenu le 30 juin 1453. Comme vous voyez en haut à gauche, quoique émis à Pera le 27 août 1453, la copie de ce document n'est parvenue à Candie, capitale de la Crète, que le 7 décembre 1454. La raison de ce retard colossal, de près d'un an et demi, est donnée dans la deuxième partie du document, tout en bas. Il s'agit d'une note d'un certain Giovanni Giorgio dell'Isola di Vicenza, qui se présente comme l'ancien chancelier du Bail défunt Girolamo Minotto. En voici le texte ainsi que la transcription. Giovanni Giorgio signale avoir copié, à la demande du bénéficiaire Niccolo Zampani, le texte précédent à partir de la lettre authentique que lui ont remise le vice-bail Giovanni Loredan et Niccolo Pisani le 14 mars 1454 dans l'île génoise de Chio où ils se trouvaient tous à présent. Cela signifie que Giovanni Loredan avait désormais abandonné son poste de vice-bail à Constantinople et qu'il s'en retournait à Venise, l'île de Chio n'étant qu'une escale sur son trajet de retour vers la métropole. C'est donc en réalité à ce moment-là qu'il faut situer son remplacement par Battista Gritti comme vice-bail. Giovanni Loredan n'était pas, à proprement parler, un membre de la communauté vénitienne à Constantinople. Il s'agissait d'un jeune patricien, venu probablement dans la capitale byzantine, avec les galets de Roumanie de 1452, et forcé de rester sur place par le siège ottoman. Dans son journal, Niccolò Barbaro cite bien en effet, parmi les combattants vénitiens du siège, Giovanni Loredan de Paolo,
et il lui assigne comme zone de combat les portes du palais impérial des Blachern. Il le mentionne également dans la liste des patriciens vénitiens faits prisonniers par les Turcs. À Venise, le 13 juillet 1453, ses parents, Atinentes nobilis viri Ioannis Loredano Serpaoli, se présentaient devant le Sénat pour annoncer qu'ils désiraient parvenir à sa libération. Le testament du père de Giovanni, Paolo Loredan, rédigé à Venise le 1er février 1454, nous apprend qu'ils réussirent dans cette entreprise. Soucieux d'assurer à ses trois fils, Giovanni, Marco et Alvise, la même part d'héritage, Paolo déclare en effet dans son testament que « E perché nel caso seguito da Costantinopoli el mio corso che Zoane, mio fiol, per sua desaventura, da Turchi sta preso, e ho convenuto pagar in sua recuperazione ducati 1775 e grossi 9, per rispetto che gli altri saranno disavvantaggiati da quello, voglio e ordino che tutti i tre fratelli mio fioli debbia star unitamente insieme e non se separar. Lorsque Battista Gritti fut choisi au début de 1454 pour succéder à Giovanni Loredan comme vice-bail, il était âgé de 38 ans. C'était un homme d'expérience, bien connu au sein de la communauté vénitienne, puisqu'il avait séjourné régulièrement à Constantinople dans la décennie précédente. En revanche, lorsque cette même communauté, vers juillet 1453, avait élu Giovanni Loredan, elle avait fait le choix surprenant d'un tout jeune homme. Giovanni n'avait en effet que 23 ans, et il s'agissait, on l'a dit, d'un jeune patricien vénitien qui n'avait jamais quitté la métropole avant de s'embarquer pour Constantinople sur les galets de Romanie, en juillet 1452. Ce choix étonnant s'explique cependant par son arrière-plan familial. La branche des Loredan, à laquelle il appartenait, était célèbre et très populaire dans le Stato d'Amar. Son grand-père n'était autre, en effet, que le glorieux amiral Pietro Loredan, considéré en son temps comme le plus grand héros naval de Venise. La plus retentissante de ses victoires était celle qu'il avait remportée à Gallipoli lorsqu'en 1416, il y avait détruit la flotte du sultan ottoman Mehmed Ier. 40 ans après, cette victoire résonnait encore dans toutes les mémoires, vénitiennes comme grecques. Ainsi, l'archevêque de Mytilène, Leonardo di Chio, témoin du siège de Constantinople de 1453, rapporte dans son récit de l'événement qu'à la veille de l'assaut ottoman, alors que l'empereur byzantin Constantin XI haranguait ses troupes, il se serait adressé aux Vénitiens en les exhortant à suivre l'exemple, je cite, de votre capitaine général de la flotte, Pietro Loredan, qui avait envoyé en son temps tant de galères turques dans les abîmes infernaux. À l'époque de la bataille navale de Gallipoli, l'empereur byzantin était le père de Constantin XI, l'empereur Manuel II. Or, dans son testament, qu'il rédigea à Venise en 1438, l'amiral Pietro Loredan fournit ce renseignement absolument inconnu des sources byzantines. Voglio che a ricordanza et honor perpetual di Casa Nostra, per la grande grazia e trionfevole onor di Dio e dei cristiani e almen de Venezia, che fu il 1416, di 29 marzo, il di Driedo l'Ascensione, che trovandomi capitan con 10 gallie, per la grazia di Dio, io die la rota all'armada del Turco, che fu gallie e galiote in numero 43, e signor Chirizi, figlio fu de Baisetto, sura e preso Gallipoli. Siando anda preso Costantinopoli, l'imperator Manuel, per suo grazio, me mando a donar un'anconetta d'oro nella qual c'è del legno della croce del Cristo, della vesta di Nostra Donna, dell'osso di San Stefano Martire e dell'osso di San Zane Crisostemo. Che la dita anconetta e reliquie sia di tutti i miei fioli mascoli e vada dell'uno in l'altro,
e da può de quei mi fioli vada de riede in erede mascolo, azzo sempre la setenia in caxa nostra. Contrastant avec l'humilité des legs particuliers qu'il édictait par ailleurs, Pietro Loredan faisait preuve dans ce testament d'une fierté personnelle, d'un sens de l'honneur familial, mais aussi de l'amour de la gloire maritime de Venise, pour commun. Avec cette icône reliquaire donnée par l'empereur Manuel II, les seuls biens vraiment précieux qu'il léguait à ses fils étaient ses étendards, l'insigne de San Marco qu'il avait reçu lorsqu'il avait été élu capitaine général en 1432, l'insigne de San Giorgio qu'il avait pris aux Génois lorsqu'il les avait vaincus en 1431. Ces étendards, symboles de ses prouesses militaires, mais aussi de la faveur impériale, fièrement déployés dans le portego de son palais à San Cassiano, il entendait qu'il reste des générations durant au sein de sa famille et inspire à ses descendants des actes de bravoure similaires au service de la Sérénissime. C'était là aussi manifesté clairement, une fois de plus, par contraste, le mépris que lui inspirait la politique du gouvernement incarnée par le doge Francesco Foscari. On sait en effet la haine tenace que se portaient ces deux hommes depuis qu'en 1423, Francesco Foscari avait remporté contre Loredan l'élection d'Ogal. Loredan incarnait le parti du Stato d'Amar, Foscari celui du Stato d'Atela. Et Loredan, en dépit de sa gloire militaire et de sa popularité auprès du peuple vénitien, avait perdu une élection qui semblait pourtant acquise. En choisissant son petit-fils, l'inexpérimenté Giovanni Loredan, comme vice-bail en juillet 1453, on peut se demander si la communauté vénitienne de Constantinople n'aurait pas voulu manifester au gouvernement de métropole, qui était toujours incarné par Francesco Foscari, son ressentiment pour ne pas l'avoir secouru à temps, du fait qu'il était trop empêtré à l'époque dans ses guerres de terre ferme pour pouvoir agir avec efficacité dans son Stato d'Amar. L'hypothèse serait séduisante, mais il faut y renoncer. Il y avait en réalité à ce choix une raison beaucoup plus prosaïque. Si l'on regarde plus attentivement le tableau des Loredan, on se rend compte que le capitaine de la flotte envoyée trop tard par Venise au secours de Constantinople, Giacomo Loredan, n'était autre que le fils aîné de Pietro et l'oncle de Giovanni. En juin 1453, la flotte de Giacomo était toujours ancrée au large de Négropont, où elle attendait les instructions du gouvernement central sur ce qu'il convenait de faire vis-à-vis des Turcs. Pour les Vénitiens de Constantinople, cette flotte qui se tenait menaçante aux portes de l'Empire ottoman pouvait représenter soit une garantie de survie, si elle se contentait de stationner comme force de dissuasion, soit une terrible menace si le gouvernement vénitien décidait de déclarer la guerre aux Ottomans. Dès les premiers actes d'hostilité de cette flotte, le sultan n'hésiterait pas à faire massacrer tous les Vénitiens de la communauté, comme l'avait bien montré le fait qu'il n'avait pas hésité une seconde à décapiter leur représentant officiel, le bail Girolamo Minotto. Très vite, cependant, les Vénitiens de Constantinople eurent l'information que le gouvernement central, maintenant que la catastrophe était consommée, préférait s'engager sur la voie de la poursuite de la paix, transmettant à Giacomo Loredan l'ordre de faciliter les pourparlers entre Mehmed II et son négociateur Bartolomeo Marcello. C'est donc en réalité pour s'assurer un lien direct avec l'amiral Giacomo Loredan dans ce moment de crise intense que les Vénitiens de la communauté élirent comme vice-bail son neveu Giovanni. Pour finir, quelques mots brefs sur la suite de la carrière de Giovanni Loredan. Ils seront forcément brefs, rassurez-vous, car il n'a rien à en dire, ou presque. Soit parce que son expérience constantinopolitaine l'avait traumatisé, soit parce qu'il n'avait pas le goût pour la chose publique, on ne le voit pas sa vie durant, occupé de charges, même modestes. Il ne suivit pas non plus la tradition familiale d'amiral, une carrière qu'il laissa à son oncle Giacomo et au fils de ce dernier, le célèbre Antonio Loredan,
qui mourut en héros en défendant Scutari en 1482. En dépit de 3 mariages, Giovanni ne réussit pas non plus à s'assurer une descendance mâle. À sa mort en 1498, il ne laissait que 2 filles. L'unique fait saillant de sa carrière réside dans l'achat, qui a été mis en lumière récemment par Jan Christoph Rösler, l'achat qu'il fit en 1479 avec son frère Alvise et pour 3000 ducats du beau palais Pisani-Moretta qui flanque l'Istituto Tedesco où nous nous trouvions avant-hier soir. Merci. Grazie a collega Ganchou per questa formidabile panorama della sorte della comunità veneziana a Costantinopoli in un momento drammatico della metà del 400. Ci ha portato nuove informazioni tirate dalle fonti non conosciute, ci ha mostrato come si è riflettuta la situazione a Venezia, anche ci ha dato molte nuove informazioni su cos'era questa comunità veneziana a Costantinopoli, la sua relazione con la comunità genovese, poi cos'erano questi veneziani che non erano anche quasi qualche volta soggetti veneziani da Creta, dunque greci, che è quello che ci riporta anche il titolo di questa sessione delle comunità etnico-religiose. E poi ci ha fatto sentire cosa doveva essere la situazione in questa comunità al momento dopo la decapitazione del Bailo, quando si aspettava insomma cosa sarà, come gli eventi si svolgeranno. Spero che ci sarà molte ragioni per una buona discussione, ma adesso sentiamo prima l'altra relazione di collega David D'Andrea che parlerà sull'ospitalità e assistenza, confraternite e ospedali tra Venezia e Treviso. Prego. Grazie, buongiorno. Forse per carità parlo in italiano, non in inglese. Allora, comincio prima immagine e parlo di questa è l'entrata della scuola grande di San Marco, che forse conoscete bene. Si vede sopra la porta principale, l'immagine della Carità, questa figura femminile con 2 bambini, e sotto ci sono i confratelli della scuola grande. E questo è proprio un tema del discorso, come la figura, l'idea della carità e poi mettere realizzare proprio le cose pratiche della politica sociale, dell'assistenza sociale. Queste immagini ovviamente la porta della scuola di San Marco si trova nel campo di San Giovanni Paolo e questo campo, io parlo spesso stamattina dei spazi, i spazi delle comunità dove si incontrano le persone, e poi giusto a sinistra c'è la scuola grande, che è una scuola laica, poi c'è la chiesa, ovviamente una delle chiese più importanti nella città, e poi c'è un monumento bellico che si può vedere in questo campo, la chiesa, lo Stato, e poi l'importanza di queste scuole. E questo è un metaforo della comunità, della concorrenza anche per lo spazio, la sfida per controllare questi spazi pubblici e controllare queste scuole importanti. Allora, per darvi un'idea della statistica, quanto importanti erano queste scuole grandi e piccole, la scuola grande, che va dalle 6 alle 9, scuola grande fino al 700, erano grandi di misura, nel senso di 500-600 membri, ma anche grandi di statura, hanno edifici imponenti, siamo 2 passi dall'Accademia, non la scuola grande della Carità. Gestiscono i patrimoni culturali, artistiche, i terreni, le rendite.
Poi ci sono scuole piccole, scuole di diversione, sentiamo più tardi delle scuole nazionali. Nel periodo ci sono i cambiamenti del numero delle scuole, ma circa 200 attive, quale periodo della storia di Venezia. Sono veri studi, sono 115 ospizi, ospedali, scuole minori, per mostrare che c'erano sempre un centinaio di scuole in città, ce ne sono sempre molti attivi, ma ci sono anche cambiamenti, fanno un ruolo molto importante nella vita sociale, ovviamente, perché la scuola anche era volontaria, non deve iscriversi in una scuola, è un modo di mostrare la sua identità, no? Allora, le scuole erano gestite dalle statuti, la regole, e sempre nel proemio parla della ragione per le scuole, no? Sempre la salvezza, la mutua assistenza, e poi c'erano le norme per l'amministrazione, quali attività si fanno, sociali, religiose, come si gestiscono i beni immobili, perché questo è molto importante, c'è come detto un patrimonio importante. Poi organizza le feste, controllano le reliquie religiose, che sono custode, abbiamo appena sentito l'importanza di queste reliquie, e organizza anche le feste popolari, banchetti. Abbiamo parlato di rapporti emotivi, l'importanza nella comunità, e le scuole gestiscono anche questi rapporti emotivi. Ecco. Questo ho preso dalla regole di Scuola Grande di San Marco, e si vede qua nel proemio proprio la concezione delle comunità. Sempre all'aurea e reverenza di tutta la corte celestiale, del Dio, il Papa e la Chiesa, cioè i fedeli cristiani, perché è sempre la comunità religiosa. Lo Doge, tutto il suo buon consiglio, e l'onore del Comune di Venezia, sempre l'onore, come vediamo, è molto importante, è una repubblica ben governata. Abbiamo parlato ieri dell'importanza dei statuti, gli statuti di queste confraternità. E infatti si vede dalle regole l'importanza che avevano. Erano documenti ufficiali, erano documenti importanti, patti, infatti, non solamente fra i confratelli, ma anche dalle confraternità e lo Stato, come vediamo. Questi erano gli atti ufficiali che gestiscono un patrimonio, gestiscono le feste, i rapporti con la Chiesa. Questa è la regola di San Giovanni Evangelista, ci sono in centinaia di questi. Io vorrei parlare un po' al fondo delle regole. C'è questo particolare, e questo è il giuramento dei confratelli. Ovviamente le confraternità fanno un ruolo politico, perché quando si parla del giuramento si parla della fedeltà, nel senso che si vede i confratelli in ginocchio davanti a questi gestali, presidenti della confraternità, e stanno girando fedeltà alla confraternità, agli istituti. E ovviamente stanno creando anche una comunità. C'è questo discorso della vera comunità a chi appartiene, e quando si parla del giuramento e della fedeltà, per questo le confraternità erano sempre ben controllati, non solamente in Venezia ma in tutti gli stati, perché hanno un ruolo politico e anche sociale molto potente. Quando parliamo di controllo dello Stato, ovviamente c'è il Consiglio dei 10, che è l'incarico che la Serenissima rimane serena.
Infatti il permesso per le confraternità viene non dalla Chiesa, anche se fanno questo ruolo religioso, carità, ma dallo Stato. E non si può fondare una scuola senza l'approvazione del Consiglio dei 10, quando c'è il permesso. Dopo si può scrivere le regole, che erano di nuovo controllato dal Consiglio dei 10, deve spiegare quanti fratelli, che incarico avevano, che tipo di servizi fanno, chi fa l'incarico, se erano cittadini, forestieri. C'era un sistema di controllo degli statuti, ovviamente delle confraternità, perché erano, quando erano fondate, indipendenti più o meno, gestiscono, avevo sentito ieri, erano piccole comunità, replica il lavoro dei patrizi dello Stato. Le scuole grandi erano fondate nel 1260, dove il movimento importante per tutta l'Italia dei disciplinati, no? Flagellanti. E c'è anche il movimento dei bianchi nel 1399. Questo cito perché i bianchi, lo Stato veneziano non fa entrare i bianchi in città. Ha mandato il ducale alla podestà di Treviso dicendo che non far entrare questo movimento, questa processione. Mi piace questa immagine perché secondo me questo è come ha visto il Consiglio dei 10, no? Sembra un esercito che sta andando. Questa è un'immagine di Luca, ma sembra un esercito religioso che sta arrivando nella città e il Consiglio dei 10 non fa entrare. E questo per mostrare anche perché parliamo delle confraternità, le attività religiose come religiosità popolare, ma c'è un impronto forte dello Stato. Lo Stato prende decisione chi entra in città, che tipo di religiosità avremo. Il blocco dei bianchi per entrare in città è un esempio di questo controllo. Un tema del convegno è che succede durante i periodi di rottura, di tensione. Questo è un esempio dove il governo era ancora a piedi, questo non è un movimento abbastanza forte per non frenarlo, mentre un secolo dopo c'è veramente un periodo di crisi. Questo famoso periodo di crisi dell'inizio del Cinquecento, c'era la guerra, carestia, c'era la peste. Il governo veneziano ha dovuto affrontare queste crisi e adottare il sistema a un livello di assistenza pubblica più efficiente, perché le risorse mancano proprio per servire tutti questi poveri che vengono maggiormente dalla terraferma. E sempre questa la prima legge del 1528 che si fa laude e gloria dell'onnipotente Dio e l'onore, sempre l'onore di questa Repubblica, perché c'è l'obbligo cristiana, ma poi dobbiamo proteggere la Repubblica. Quando parliamo della comunità si prende queste decisioni, chi fa parte della comunità e chi non fa parte della comunità. E si vede nel proemio elenco i doveri, obblighi evangelici, no? Si deve dare mangiare agli affamati, deve dare aiuto agli infermi, parla anche dei poveri vergognosi, no? Loro che possono guadagnare con il lavoro. Si fa per gratificare il nostro sommo e onnipotente Dio, ma anche per decoro di questa ben istituta Repubblica. Ci sono i
gli obblighi di Dio cristiano, no? Ma dietro questo c'è anche il decoro della Repubblica. E si deve creare una comunità, prendere decisioni delle risorse, dove si mette a chi dà l'aiuto. Allora ieri ho parlato delle termini, le parole che usano per distinguere le varie comunità. Questa è sempre la legge del 1529, delle pessime consuetudini, il maldo modo di vivere, delle mendacità in questa ama città. Prima che tutto che i mendicanti forestieri che alla giornata vengono in queste città. Non stanno parlando ancora dei turisti, ma tutti i mendicanti, storia in rete, forse è meglio non dire. Prima che tutti i mendicanti forestieri alla giornata vengono in queste città, siano mandati nel territorio loro con lettere commendatorie ai rettori di quei luoghi che al vivere loro prendono cura, non li lasciano ritornare in questa città. Allora c'è l'obbligo cristiano, ma i mendicanti forestieri devono ritornare da dove sono venuti, e i podestà non li lasciano ritornare a Venezia. Perché noi dobbiamo proteggere i poveri terrieri. Questa è un'altra parola, Claire, che puoi aggiungere all'elenco dell'ambiguità, no? Che significa poveri terrieri. I poveri nostri, i poveri cittadini, usando questa parola. E i poveri anche loro che non per la loro infermità non possono sistemarsi, no? Devono essere posti e distribuiti per l'ospedale, e dove meglio parlerà, dove abbiano il vitto, e questo si intende di quelli che non hanno domicilio e abitazione. Allora noi mandiamo via i poveri stranieri e troviamo un modo di curare i nostri poveri. Durante questi periodi di rottura si deve prendere una decisione, chi fa parte della comunità e chi è fuori dalla comunità. Poi nel 500 in seguito si parla della nuova filantropia, questa è la frase di Pullen. C'è ovviamente una continuità con la carità medievale, questa è la carità cattolica. Ma si crea nuova istituzione più evangelica, educativa, proprio focalizzando sulla salvezza dell'anima, disciplina, e anche un sistema più globale, nel senso di un rete di servizi sociali. Se vediamo un attimo gli ospedali più specializzati, sempre per mantenere il decoro, no? Del ben istituta Repubblica. Questi sono alcuni dei nuovi ospedali nel 500. C'è ovviamente l'ospedaletto, mendicanti, che è adesso il complesso dell'ospedale di oggi, incurabili, zitelle, convertiti, soccorso e catecumene. Una cosa della nuova filantropia anche non è c'erano tutti i veneziani coinvolti. Per esempio nell'ospedaletto c'era San Gerolamo Miani, che è un nobile ovviamente, che cura i poveri nell'ospedale. Ma c'era anche l'idea di ovviamente aiutare loro che hanno bisogno, ma anche rinforzare la norma familiare, che si vede con i zitelle convertiti soccorso. Non è che cambia il sistema, dobbiamo rinforzare il sistema veneziano, trovando questi nuovi ospedali per dare appoggio a loro che hanno bisogno, per sempre gestito con una visione per il bene comune, del comune. Poi il catecumene è interessante perché è un modo di integrare i stranieri religiosi, ebrei e musulmani, ma non per conto loro, per
convertire alla cristianità, lo fa integrare nella nostra cultura, nella nostra civiltà. Questo è lo scopo di questo ospedale. Questa immagine l'ho preso dal Eichmann, il Regno dei Poveri. Questo è un tema per un altro convegno, ma molto interessante l'idea di una geografia o la topografia di carità della comunità. Si vede le nuove ospedali sparsi nella città. Avevo l'idea di mettere sopra anche le scuole grandi, ma diventa molto più complicato. Ma questo come è Venezia il governo veneziano. Per esempio, c'era una proposta nel 400 per fare un ospedale unica, per fare un ospedale grande come a Milano, un ospedale centrale. Poi era bloccato dal Senato perché questi ospedali altamente così potere, erano istituzioni importanti, gestiscono i soldi, anche i patrimoni. Allora Venezia ha fatto nella maniera veneziana, un po' sparse per la città, un po' di confusione, come ha detto il professore Ottali ieri, ma alla fine si riesce a gestire le cose. La geografia degli ospedali è interessante perché non era mai considerato, non c'era un ospedale unica grande. Dunque, passiamo a questa immagine di Lorenzo Lotto e l'elemosina di Sant'Antonino. È una rappresentazione visiva della teologia della carità, la teologia cattolica, no? C'è sempre questa gerarchia che va dal fondo dalle povere e vergognosi, poi c'è una piccola barriera, poi ci sono i daicani, poi c'è un'altra barriera e poi c'è il santo che riceve il consiglio dagli angeli. Ci sono due particolari. Si vede anche questo discorso della comunità, un po' di Gemeinschaft, se vuoi, questo rapporto faccia a faccia. No? Si vede questi poveri vergognosi, si vede per esempio la signora che gira la testa, mette la testa giù, sono poveri che fanno queste petizioni e si vede dietro che il diacano sta portando fuori dal sacco e ci sono questi sacchi pieni di soldi dietro per distribuire ai poveri uno per uno. Poi a destra ci sono le petizioni e questa è un'altra cosa molto interessante. Preparando per questo convegno oggi e negli ultimi giorni mi è venuta in mente l'importanza della carta, l'importanza della stampa. Anche questa è una cosa da riflettere come si costruisce una comunità, un'identità. E si vede per esempio, parliamo della burocrazia moderna, spero che abbia sbagliato l'otto e non c'è la burocrazia nel paradiso, insomma. Si vede la burocrazia, le petizioni che stanno andando dai poveri ai daicani e poi si accettano, rifiutano queste petizioni. Poi c'è un libro dietro aperto. Questa è una cosa importante, la tecnologia anche nella creazione delle comunità. E poi ho scelto questa immagine di Lorenzo Lotto perché lui è molto attivo, non solamente come un artista nel Veneto, ma anche di persona. Lui, Giuseppe Eloro, ho trovato i doni che ha fatto Lotto all'ospedaletto, poi ho trovato anche Lorenzo Lotto a Treviso, lui ha dato l'appoggio da una figlia dell'ospedale di Treviso. Per loro che non conoscete bene dove sta Treviso,
Treviso sta sulla strada, anche parlo dell'istituto tedesco, molti pellegrini sono venuti da Germania, Austria, passano per Brennero, Trento, fino a Treviso, famoso fra Felix Fabri, passa per Treviso nel suo pellegrinaggio. E a Treviso c'era la scuola grande, possiamo dire, la scuola di Santa Maria dei Battuti di Treviso, fondato come la scuola grande di Venezia nel 200. E la scuola di Treviso era veramente un potere, una delle più ricche istituzioni del Veneto, francamente. Avevano investimenti a Venezia legati di terreni espansivi, e per questo c'era una burocrazia strutturata, c'erano i castaldi, i scrivani, avvocati, notai, c'era proprio una burocrazia, come vediamo, una piccola città da gestire. E poi fanno tanti servizi, emilati, pellegrini, c'erano anche borse di studio per gli studenti per andare a studiare all'Università di Padova. Poi organizza le processioni importanti in città, cura le reliquie, e l'ospedale, come vedremo, è diventato proprio un simbolo della città. Questo è un manoscritto di un chirurgo, Gian Pietro Maffei, del 1596, e questo anche in modo di creare una comunità, un'identità. Lui ha scritto questo manoscritto, la storia dell'ospedale, della medicina, e si vede anche le stemme dei presidenti, no? Perché per dare un'idea che Treviso e altre città hanno perso l'indipendenza sotto Venezia, ma attraverso questi ospedali gestiscono un potere locale, anche regionale. Tu vedi c'è tutti i cetti della città, da un fisico, un notaio, un cittadino, sempre artigiani, e fanno una piccola comunità di votaggio, di gestire gli uffici, eccetera. Poi parlando di nuovo della stampa, c'è questa storia dell'ospedale da Domenico Vetterazzi, pubblicata nel 1681, e qua racconta l'importanza dell'ospedalità, come si vede si stessa, no? Come un ospedale importante, una confraternità religiosa importante, un simbolo della città, ben curata, ben strutturata, e anche un modo con la stampa, divulgare l'importanza di questi ospedali locali. Poi un altro quadro, questo è un quadro di Orioli, 1625, che si trova nella chiesa dell'ospedale di Treviso, e si vede proprio tutta la comunità di Treviso. C'è a sinistra e a destra ci sono i confratelli, c'è il vescovo, c'è il gonfalone della confraternità, c'è il podestà, ci sono i confratelli, e poi si vede fino a fondo i bambini dell'ospedale. E in questa immagine è dipinto, rappresentato proprio al centro della città, nel Palazzo Ducale, per mostrare l'importanza di queste processioni. E poi il rapporto con la terraferma e Venezia, dominio con il dominante. Per esempio c'è il vescovo, i vescovi erano tutti veneziani, no? Il vescovo che porta la reliquia più importante della città, si vede di nuovo la stampa a destra, che descrive la vera effigie della Santissima Croce Miracolosa, che si conserva nel Pio Ospedale. Era l'onore per portare questa reliquia del vescovo, che lui fa parte della religione locale, no? Come un veneziano. E poi ovviamente c'è il podestà, anche lui partecipa in questa comunità locale. Citato questa relazione al Senato del podestà Michele,
che parla dell'ospedale di Santa Maria dei Battuti di Treviso come la Serenità Schia. È molto ricca, lui scrive c'è infinite poveri e orfani, opera molto pia e bella, e questo è importante anche, no? Per il decoro della città, ben regolato, governati da tutti i cetti della città, nobili, cittadini, notari, artisti, e tutti ne partecipano con molto amore e carità. Lo Stato, le potestà seguono. L'ospedale è indipendente, ma loro hanno seguito, controllato, che è anche ben governato. Questo è un libretto del Podestà Mora del 1723, e lui controlla i statuti dell'ospedale per la continua e diligente osservazione e paterno zelo, no? È sempre il paternalismo di Venezia per le città della terraferma, e accetta per il buon governo in direzione di questo pio ospedale. Controlla che stanno facendo bene il lavoro in città, che funziona, che non c'è corruzione, c'è un rapporto con Venezia molto forte, e devono seguire questi ospedali perché erano imponenti, come le scuole grandi di Venezia. Questa è una frase di Vettorazzi dove parla dell'ospedale. Si può dire città di Dio, è città. Questo ospedale è una piccola città dentro una città, gestito come una città, una comunità indipendente. Vediamo alcuni particolari di questo. Questa è una mappa del 1791. C'era tutto, c'erano i mulini, le cucine, c'erano le stufe, c'erano dormitori per le donne, per gli uomini, per i bambini, c'era l'infermiere, c'era la farmacia, poi c'era la chiesa, e dentro la chiesa c'era la reliquia, e nella chiesa c'è l'immagine, il quadro di Orioli che abbiamo visto. E poi parliamo un po' dopo, c'è anche la cunetta, no? Dove c'è la ruota per ricevere i bambini. Per darvi un'idea della misura dell'ospedale, questa è l'entrata principale. Si vede perché si chiama una città di Dio, proprio c'è l'entrata, c'è anche l'orologio, la campana sopra, tutto circondato, c'è un'entrata controllato, e poi sull'altra parte c'era la riva che affaccia sul Sile, e questo Sile è l'autostrada da Porta dei Trevigiani a Venezia. Adesso arrivano in treno, ma prima è venuto un barco dal nord della laguna su Sile. E in questo anche è una parte della comunità, perché a Venezia l'ospedale aveva una sede. C'erano molti ospedali, anche comunità, che avevano questo tipo di ambasciate a Venezia. Mandano i rappresentanti per fare petizione al Doge, al Senato, per vari privilegi. E questo si trova a San Mazzale, e proprio c'è ancora la stemma dell'ospedale di Treviso, si chiama Campiello dei Trevisani. C'era ancora questa memoria di questa comunità di Treviso. E poi adesso parlo delle stemme, dell'immagine per la creazione e la continuazione della comunità. Questa è la stemma che si trova, questa è dell'800, sull'ospedale a Treviso, e l'importante di queste immagini per creare comunità. Abbiamo sentito, come si sa, qualcuno è il nostro o forestiero, no? Un modo di fare questo è questo immagini visivi, diciamo. Questa è una bolla papale di Eugenio IV. Io parlerò dell'immagine sopra, ma anche questo è un esempio del riconoscimento dall'estero. I papi hanno un rapporto con l'ospedale diretto, no? I vescovi, lo Stato, c'erano comunità che gestiscono
con vari livelli. E si vede nella bolla c'è il flagello, questa è l'immagine delle scuole grandi, e c'è la Maroni con fratelli, Gonfalone. Questo è un altro modo di rappresentare la sua indipendenza, la sua identità. E poi si porta questa identità anche, si mette su tutte le case dell'ospedale, come Leoni di San Marco, no? E questo, finisco il mio discorso con il discorso dei bambini dell'ospedale. Questi sono i libri battezzati di Treviso, che risalgono fino al 300, fino al 500. E quando un bambino, un trovatello, era lasciato nel cunetto, è portato al battistero vicino al Duomo di Treviso e battezzato. E il sacristano ha messo sempre un segno. Questo è un figlio o una figlia dell'ospedale, della confraternita. È una cosa che è un modo di creare anche una famiglia artificiale, no? Perché non hanno i genitori. I genitori adesso erano la confraternita dei battuti che devono curare questi bambini. Questo è un certificato dei figli di Santa Maria dei Battuti. In questo modo anche interessante per capire l'identità. Come si sa se qualcuno sta dentro la nostra comunità o qualcuno sta fuori la nostra comunità. Hanno trovato questo modo di identificare i bambini in maniera per certificare non c'è la frode, anche per certificare che dà aiuto ai bambini nel futuro. Hanno deciso di questi bambini, tu metti il nome, contrassegnato con ferro fuocato in carne, con la presente marca. Questo fa impressione, no? Prima di le carte d'identità, i passaporti, come si sa qualcuno appartiene fisicamente a una comunità? Questa è un'usanza di proprio mettere un segno sul bambino. Ma con questo segno ci arrivano anche i privilegi. Questo discorso dei trevigiani che vengono nella laguna per avere i privilegi. Loro vogliono fare questo insegno sul bambino perché dopo 12 anni nell'ospedale i figli vanno via, escono dall'ospedale e avevano paura che loro non trovano lavoro, loro che con pericolo di un male riuscita, no? Allora hanno deciso di andare con cuore al Senato e estendere anche sopra di essere privilegio concesso anche all'ospedale della Pietà, che i figli possono senza spese di sorte applicarsi a qualunque arte e professione come notizio però al magistrato competente se in Venezia volessero esercitarla. In altre parole, questi bambini sono i nostri, abbiamo speso risorse per curarsi, educarsi e non vogliamo che sono persi per la strada. Un modo di identificare questi che fanno parte della nostra comunità. E questo è un altro privilegio che ha trovato Casa Maragandi, ha pubblicato questo, è interessante anche perché l'archivio della Pietà è quasi tutto sparito, rimane poco. E questo è un documento del 1791, è un po' più preciso, nel senso che contrassegnato in carne nella parte superiore del braccio sinistro con il presente Marco, no? Che questi bambini fa parte della Pietà. Ma vediamo con il documento da Treviso che questa usanza che risale a fine del 1700 almeno, perché cita questa usanza. Dunque, per concludere, la carità è importante capire l'assistenza sociale perché
è proprio un obbligo fondamentale della cristianità. No? Cioè, il Vangelo che Gesù sta parlando del giudizio universale, che tipo di opera pia si deve fare. Ero forestiero e mi avete ospitato. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E la domanda importante è chi significa forestiero. No? Si deve decidere nella vostra comunità, i veneziani hanno fatto questo, chi fa parte della comunità e chi non fa parte della comunità. Vedendo lo sforzo di allontanare i mendicanti forestieri, per esempio, viene questa domanda: i parametri assistenziali sono etici o etici? Questo è un gioco di parole, ma è importante. Come si crea una comunità, no? Chi fa parte di questa comunità? C'è questo obbligo universale di dare aiuto a loro che hanno bisogno, ma dobbiamo decidere perché abbiamo risorse illimitate. Spero che abbiamo visto oggi un po' come ha gestito questa domanda i veneziani. Grazie. Ringrazio in nome di tutti il collega D'Andrea per questa bella relazione che è stata composta in due parti, una più generale sulle confraternite veneziane con la tipologia, con il ruolo sociale, con il controllo dello Stato, poi questa ondata filantropica, l'idea filantropica sviluppata nel Cinquecento e così via, e poi in una seconda parte come un case study l'analisi molto precisa di questa confraternita di Santa Maria dei Battuti di Treviso. Dunque penso che ci sono molte ragioni di riflettere sulle comunità in generale, comunità confraternali, ma anche e soprattutto su questo caso specifico che è stato bene presentato. Allora adesso vi prego di cominciare la discussione. Chi vuole, per queste due relazioni, chi vuole prendere parola? Claire de la Rivière, avrei una domanda per Thierry. Quindi tu hai studiato sia comunità veneziani o di genovesi, e appunto da tutti questi documenti che tu vedi volevo sapere se ci sono delle particolarità di questa comunità veneziana, se la compari con quella genovese, se vedi dei tratti di questi veneziani a Costantinopoli che sono in un certo modo tipicamente veneziani o che vengono secondo te da una configurazione diversa dai almeno genovesi, a parte se non so se hai anche altri punti di comparazione. Grazie. La cosa che mi ha colpito soprattutto di vedere è che le persone più importanti della comunità veneziana sono cittadini veneziani ma da poco tempo. A Genova è un po' diverso, diciamo che abbiamo anche la stessa popolazione, diciamo anche i nobili genovesi che vanno, ho parlato di questo Barnaba Centurione, ma ci sono un po' l'equivalente del patriziato veneziano, e poi abbiamo anche i genovesi che vanno a Pera e sono qui da decenni di anni, per esempio, su 2 generazioni. È un po' lo stesso profilo, ma come non abbiamo il stesso modo sulla cittadinanza a Genova e a Venezia, non posso fare un paragone. Diciamo che la maggioranza dei genovesi che vanno a Pera sono gente delle riviere, quindi anche un po' fuori della città di Genova, quindi però si potrebbe fare un punto di comparazione tra le due in effetti, ma se no gli strati sociali sono quasi lo stessi, i patriciati, i mercanti, un po'. Questo può spiegare anche il fatto che al 400 si vede che c'è una certa omogeneità tra le due comunità, quindi vede che c'è una certa solidarietà tra le due, perché hanno ad affrontare gli stessi nemici.
sono già in un paese bizantino, quindi le relazioni sono buone con l'impero bizantino, soprattutto perché l'impero bizantino non ha più la capacità di fare dei problemi con questi latini, ma comunque si vede anche una certa solidarietà in confronto del pericolo turco. Questo è molto chiaro, che Genova e Venezia all'epoca, almeno i membri delle due comunità, mettono sotto il silenzio i loro antico problemi e il loro antagonismo davanti il pericolo turco. Questo si vede naturalmente al momento dell'assedio di Costantinopoli, perché anche se Pera era in pace con i turchi, la gente di Pera andava a Costantinopoli a combattere da notte e ritornava una cosa abbastanza... Ortalli, prego. Soprattutto a David Andrea, ma per quello che riguarda genovesi e veneziani, comunque quando arrivano le notizie del disastro, i veneziani si mettono subito pronti a spiegare che il crollo di Costantinopoli è dovuto ai genovesi, i quali hanno abbandonato la difesa, si è aperto tutto, quindi sono i genovesi maledetti che hanno provocato la fine. Per quello che volevo fare la distinzione tra i genovesi veneziani sul posto a Costantinopoli e in effetti i veneziani di metropoli. Per esempio si vede con l'esempio di Niccolò Barbaro. Niccolò Barbaro, quello che ha scritto su questo famoso giornale, lui è un patrizio venuto da Venezia e si vede che il suo modo di parlare dei genovesi è molto tradizionale, quindi lui ha la visione tradizionale di un veneziano da Venezia in confronto dei genovesi, è molto duro. Sì, dà la sua testimonianza in questi termini. Sì. No, ma soprattutto David Andrea, perché sono interessanti le esperienze delle scuole veneziane che sono confraternite assistenziali, come ci hai spiegato benissimo. Volevo dire, il caso Treviso e il caso Venezia sono abbastanza significativi messi a confronto, perché Treviso arriva al grande ospedale, Venezia se ne guarda bene. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che Venezia non è in condizione, tanto più che quella del grande ospedale e poi la tendenza degli stati in quel periodo. Pensiamo a Firenze, i medici fanno di tutto e raccolgono tutto sotto controllo diretto. Ma lì, secondo me, per Venezia c'è il problema tra la grande comunità e la piccola comunità e le piccole comunità. Cioè la grande comunità è Venezia non tanto Stato, perché Venezia poi quello che conta sempre molto è la testa dello Stato. Il resto si può... Treviso a un certo momento durante il conflitto con l'Ungheria pensano di darla via a Treviso, poi ce ne facciamo di Treviso, ci fa solo problemi. Ma a parte questo che non c'entra, è secondario, la questione delle confraternite veneziane è molto interessante perché è una istituzione all'interno di uno Stato assolutamente rigidamente patrizio, dove chi conta è l'appartenente a quel gruppo, si dice casta. Casta forse è un po' troppo riduttivo, perché in realtà c'è un ventaglio di aristocrazia, di patriziato, che va dai patrizi che possono tutto e sono ricchissimi a quelli che vivono di elemosina sugli uffici che gli affidano. Ma la cosa interessante delle comunità è che secondo me, a me pare, in una realtà in cui tutto il potere è assegnato a questa fascia alta, le confraternite, che sono quella presenza che ci hai spiegato, fortissima in Venezia, in realtà sono il luogo dove le due entità si incontrano. Non solo, ma ci sono le limitazioni ai patrizi nella realtà delle confraternite. E queste confraternite poi proprio per il loro ruolo hanno anche un ruolo politico, quindi è diciamo, lo spiraglio attraverso,
Secondo me anche questo è un altro caso della grande anomalia di Venezia rispetto agli altri stati dell'epoca, cioè questa capacità di saper gestire la collettività in modo che tutti sono abbastanza contenti, e allora si capisce anche perché non ci sono le rivolte, perché dopo ci sono i malumori, ci sono i sussulti, ma non ci sono le rivolte, come si diceva ieri. Io credo che proprio le confraternite, le scuole, siano l'esempio di questa capacità veneziana di gestire la collettività, cioè un punto di incontro in cui si stemperano le tensioni, come il rapporto con la Chiesa, la stessa questione. La Chiesa va bene, andiamo a pregare tutti, basta che non, e difatti quando si deve decidere qualcosa i patrizi che hanno qualche cardinale devono uscire da maggior consiglio, eccetera. E lo stesso i preti non possono entrare nelle confraternite, sono pagati, quando vanno a dire messe sono pagati. Cioè io ho l'impressione che sia proprio uno di quegli strumenti che Venezia inventa e non lo trovo altrove, perché appunto mi pare, ma questo anche vorrei chiedere, che le altre realtà di carattere assistenziale nelle altre grandi capitali siano tutte verso la grande sede ospedaliera. Questo mi pare. Non so se sono d'accordo. Io uso l'immagine di una valvola di pressura, no? Per descrivere le confraternità, perché la tensione che non esplode nelle rivolte popolari, la valvola di tensione sono le confraternità, perché io non posso partecipare a livello del dominio, a livello del governo, ma posso gestire questo ospedale importante dove non entrano i nobili, dove non entra la Chiesa, gestiamo noi. Anche a Treviso, tutte le altre città della terraferma, i nobili locali che hanno perso il controllo della loro città, i veneziani, loro gestiscono gli ospedali, è una cosa importante. Gli ospedali erano di solito l'edificio più bello della città. Ci sono esempi di Vicenza, Padova, dove i nobili proprio comprano l'ospedale perché vogliono gestire questi enti importanti nella vita della città. No, veramente ha ragione. Professor Matteus. Sì, la mia domanda tocca per la relazione di Davide Andrea. Per me è stato molto interessante questa differenziazione fra i poveri nostri e i poveri stranieri. L'impressione che la storiografia non solo italiana, soprattutto creduto per lungo tempo che questa nuova concezione è una cosa del Cinquecento, invece comincia nelle altre regioni in Europa già molto prima. Abbiamo mostrato più di 10 anni fa, se mi ricordo bene, in un libro sugli ospedali in varie situazioni a nord delle Alpi, che per esempio questa differenziazione si nota già a Londra, in Inghilterra, nel 300. Poi abbiamo alcuni esempi anche per l'impero a nord delle Alpi, Augsburgo, anche Vienna, i grandi ospedali nel 400 fanno già questa differenziazione. È una differenziazione molto importante perché non è solo una reazione, diciamo, dei consigli delle città, ma addirittura una questione anche per i cristiani, come è possibile di argomentare in una maniera come questa. Come si può spiegare, paragonando queste varie situazioni in Europa, il ritardo a Venezia? Forse Gerardo Ortaglia ha già dato una risposta. Se veramente sono gli ospedali qui e le fraternità così forti, forse loro possono per almeno 100 anni in più, diciamo, proibire questa differenziazione. Ma io non lo so una risposta vera. Sì, secondo me il sistema funziona, nel senso che le scuole grandi, 300-400
anche loro Venezia comincia ad usare anche l'ospedale della terraferma. Io ho trovato i veneziani che mandano da Venezia a Treviso, l'ospedale di Treviso. E poi nel Cinquecento la crisi era talmente grande che hanno dovuto fare qualcosa, ma non hanno fatto grandi cambiamenti, non hanno fatto una grande ospedale centrale, nella maniera veneziana ha fatto di fare questi piccoli ospedali specializzati con leggi speciali, giunta. E poi quando è passato la crisi le cose sono stabilite, no? Sempre la Serenissima va sotto le onde, tutto tranquillo. Riprendere un attimo perché non vorrei avere fatto confusione. Quello che dicevo non è che il patriziato non entra nelle scuole, il patriziato non può gestire le scuole. Sì, questo era abbastanza chiaro. Ma proprio su questo punto è interessante anche questa specializzazione di queste confraternite che restano piccole poi. Mi pare che fosse proprio Oliver Smith che aveva studiato, pensando a Curzola, il caso di quella, non so Oliver, non vorrei sbagliare nell'interpretarti male, di quella signora accusata di infanticidio. E se ricordo bene diceva che il bambino non era sparito, che lo voleva mandare a Venezia da Curzola, una popolana, perché sapeva che a Venezia c'era un ospedale, che è l'ospedale di Santa Maria della Pietà, immagino, che accoglieva gli orfani o i bambini, o mi sbaglio? Cioè, questo dà proprio l'idea di una struttura che era anche una struttura di governo a livello internazionale, quella delle scuole, diversa da quelle, non so, di Treviso, di Padova, di Verona, dove invece, o mi sbaglio, non è un tema che... No, molto interessante, anche questa è una novità per me, ma proprio questo, anche con divulgare gli ospedali di Venezia, anche della terraferma, dello Stato da Mar, è interessante vedere questa rete di assistenze, come hai visto anche i veneziani, ma anche loro penso che un popolano da Dalmazia pensa di mandare un bambino a Venezia, è molto interessante. Domande? Allora vi invito a prendere un caffè.